Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani si è incontrato ieri a Roma con Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture, insieme al governatore della regione Calabria Saverio Occhiuto. Schifani ha espresso il suo apprezzamento e la sua soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge sul Ponte dello Stretto. Ha sottolineato che quest'opera è strategica e che la Sicilia e i siciliani la ritengono fondamentale per eliminare il divario tra nord e sud. E proprio Matteo Salvini, in vista delle elezioni amministrative di Catania, ha espresso la sua stima nei confronti di Valeria Sudano, ritenendola la candidata più idonea per guidare la città. Sudano, 47 anni, alle ultime politiche è stata eletta alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Sicilia 2 come rappresentante della Lega. Partiranno a giorni i primi cantieri per la costruzione dell'autostrada Catania-Ragusa. Nella sede catanese dell'ANAS sono stati consegnati alle imprese i lavori dei 4 lotti in cui l'itinerario è stato suddiviso. L'opera prevede un investimento complessivo pari a 1 miliardo e 434 milioni di euro, importo che include il piano di monitoraggio ambientale in corso d'opera, gli oneri relativi alla sicurezza e quelli relativi al protocollo di legalità. L'avvio dei lavori, sottolinea il presidente della regione Schifani, è una bella notizia. Si tratta di un'infrastruttura strategica attesa da decenni per favorire lo sviluppo della nostra economia, soprattutto in un'area produttiva ad alta vocazione agricola. E chiudiamo con il meteo. Nella giornata di domani in Sicilia il cielo sarà prevalentemente sereno. In questi giorni una zona di alta pressione sta infatti influenzando la regione, portando condizioni meteorologiche stabili e soleggiate in tutta l'area. Lungo le coste del Tirreno, dello Ionio e del Sud il cielo sarà poco nuvoloso durante l'intera giornata. Sull'Appennino invece cieli in prevalenza sereni per l'intera giornata con la possibilità di qualche nuvolo in serata. Le temperature saranno in linea con i giorni precedenti. Ed è tutto per questa edizione dalla redazione di New Sicilia. L'augurio di una buona serata.